Buonasera a tutte e a tutti, stiamo ancora attendendo una persona, ma insomma iniziamo, siamo andati un po' lunghi a questa masterclass sull'olio. Una masterclass che abbiamo voluto fortemente perché sebbene l'olio sia un alimento veramente fondamentale, importantissimo, spesso non si sceglie con altrettanta cura quanto altri alimenti, eppure con l'olio facciamo tutto, condiamo tutte le pietanze, cuociamo, friggiamo, con l'olio extravergine d'oliva intendo, e quindi bisognerebbe acquistare l'olio di qualità, e per acquistare dell'olio di qualità la discriminante ovviamente non è solo il prezzo, ma è la qualità stessa. Ma come si fa a riconoscere la qualità se nessuno ci rende consapevoli di essa? E allora ecco la necessità di fare e il piacere di fare una masterclass per insegnare quelli che sono i parametri per distinguere e capire qual è il buon olio di qualità. Allora siamo qua con Giulia Mura, appunto dell'oleificio Pelau e dell'azienda vitivinicola Mura di Cardedo, quindi siamo in Ogliastra, è Ogliastra, Oleastra, già il nome stesso di questa subregione storica della Sardegna ci dice tante cose. E con Nicola Solinas, appunto di Masoni Becciu di Villa Cidro, altra zona molto molto vocata per l'olivicoltura, che facciamo prima a dire che cosa non hai vinto di premi. Un applauso a entrambi i produttori. Giulia è anche donna del vino e anche qua in veste di donna dell'olio, delegata per la regione Sardegna, proprio delle donne dell'olio, un'associazione che ha centinaia di iscritte in tutta l'Italia, e ho visto anche su Facebook ha più di 5.000 follower, quindi siete molto seguite. Però questa cultura dell'olio di qualità un po' ancora sta iniziando ad entrare, soprattutto diciamo un po' anche qui da noi, se non sbaglio. E vi ringrazio quindi veramente tanto della sensibilità e della vostra partecipazione. Prima di iniziare do la parola a Gian Basilio Scano dell'associazione A Noi, che è un po' legata, ecco, anche a questo evento. Sì, salve a tutti, Scano Gian Basilio, sono delegato dell'associazione A Noi. A Noi è Associazione Nazionale Ospitalità Italiana, è nata a febbraio del 2024, registrata al Senato a Roma. Niente, questo evento è per noi come associazione molto interessante perché il nostro scopo principale è aggregare proprio i due diciamo, settori più principali, secondo me, qua in Sardegna, che è l'agricoltura e il turismo. Perciò anche il turista, quando viene qua in Sardegna, magari vorrebbe, come ricordo, portarsi un piccolo, diciamo, più, che ne so, l'olio e altri vini, altre cose, però proprio del Made in Italy, proprio una cosa molto bella. E l'associazione attualmente stanno iscrivendo in tutte le parti d'Italia imprenditori del settore agricolo, settore turistico e artigianato. In altre parti, in altre regioni stanno già evolvendo, cioè stanno già andando in eventi fuori dall'Italia, in America, in Giappone, in ogni parte un po' del mondo. E niente, oggi mi fa piacere dei colleghi, perché anch'io sono imprenditore agricolo. Cosa produci? Io faccio, diciamo, a differenza di loro, faccio ortaggi, perciò sono un po' diversi, però diciamo è un altro. Diciamo che l'agricoltura è molto differenziata su certe cose, però
Diciamo anche che io da imprenditore agricolo voglio sponsorizzare proprio i prodotti locali, quello che manca proprio al popolo sardo, che invece di andare, tra virgolette, nella grande distribuzione a comprare prodotti non italiani, mi piacerebbe che cominciassero a comprare proprio realmente prodotti italiani o ancora meglio sardi, perché così ci aiutiamo tra di noi. Quello è quello che dico io, quello è lo scopo anche dell'associazione, ma è così che possiamo dare proprio una bella pubblicità a livello mondiale. E niente, adesso do la mano ai miei colleghi e in bocca al lupo Ruci. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie per questo spazio all'olio, perché l'olio ancora non ha questo potere come al vino, lo sappiamo tutti. Grazie a Tommaso per essere qui, che è un ristoratore abbastanza importante di Cagliari. Questo è un segnale come la ristorazione oggi abbia voglia di conoscere l'olio e di non essere solo quella semplice bottiglia abbandonata nel tavolo. Quindi noi siamo qui per raccontare quello che c'è dietro queste bottiglie, quello che c'è dietro la storia di grossi produttori come Nicola, quello che c'è dietro le Donne dell'Olio, che è un'associazione che serve a dare una mano l'una con l'altra. Siamo in Italia parecchie, professioniste, non, appassionate, ricercatrici, giornaliste, e quello che piace molto a noi è raccontare l'emozione che c'è dietro l'olio. Cioè l'olio oggi è un volano di un territorio, quindi il territorio nostro, per esempio, che è l'Ogliastra, è un territorio storicamente vocato alla viticoltura, quindi ulivi secolari, raccolta a mano, e c'è tanta storia dietro, quindi persone che hanno la loro vita dedicata all'olivicoltura. Cosa vi posso un po' raccontare? Quello che oggi Nicola farà è raccontare la tipicità del mio territorio a differenza del suo, come un grosso professionista può accompagnare in un viaggio, qual è il suo, un piccolo produttore quale sono io. E Nicola è molto in gamba perché ha proprio lo spirito che non ha il sardo, è quello di accompagnare un giovane verso un percorso importante quale è riuscito lui. Quindi io vi ringrazio per essere qui tutti oggi, grazie a te Alessandra, non ti rubo la scena perché è un piacere ascoltarti, io sono una che amo sempre imparare. Buona degustazione. Grazie. Allora, salve a tutti, io sono Nicola Solina, sono un agronomo e anche un panel. Panel cosa significa? Un assaggiatore professionista dell'olio. Prima di poter, di assaggiare, divertirci su queste cose qua, vorrei fare delle riflessioni. Oggi praticamente, come paventava prima Giulia, l'olio in Sardegna non viene prodotto, diciamocelo chiaro e tondo. Purtroppo i dati sono ingenerosi. Infatti noi produciamo a malapena, sto guardando proprio i dati di oggi, dal SIAN, che è il sito dove vengono censite tutte le quantitativi di olive che vengono prodotte, noi produciamo a malapena il 2%. 2%. Non siamo stati bravi come nel vino la Sardegna praticamente ha fatto dei passi da giganti, è veramente. Oggi credo che sia la quinta, la stessa regione anche per produzione, non solo di qualità, ma anche come produzione. Sono seminate cantine un po' dappertutto, quindi il settore dell'olio bisogna un po' tirare le orecchie a noi olivicoltori, ma anche la riflessione va alla regione Sardegna, perché i bandi insomma, che sono stati fatti non sono stati fatti sensibili a questo. Se oggi la Sardegna negli ultimi 15 anni vince tutti i primi a livello internazionale e mondiale, cosa ci sta a significare? Sta a significare che noi siamo fortemente vocati. Leggero cenno, noi siamo partiti da 5 ettari
nel lontano 2009, oggi abbiamo in proprietà 68 ettari con frantoio aziendale. Quindi si è creata, io faccio numeri già anche a livello nazionale, non sono piccolo, andiamo sui 40.000 litri di olio l'anno, quindi produciamo tanto e lavoriamo sul venduto. Se avessi avuto il doppio dell'olio avrei venduto tutto, il triplo idem. Potevo fare il commerciante? Questo lo lascio fare ad altri. Non sono bravo a commercializzare l'olio degli altri, sono bravo a produrre. Quindi questa è la riflessione che l'amico, diciamo, anche lui che coltivava gli ortaggi, cioè prodotti sardi, noi siamo cresciuti producendo i nostri prodotti e vendendo i nostri prodotti. Non bisogna vincere un premio e poi vendere l'olio del vicino di regione o della Spagna o della Grecia o da dove arriva l'olio. Purtroppo i grandi, diciamo, produttori, non facciamo i nomi, fanno questo tipo di lavoro. La nostra scelta è stata diversa. Noi scegliamo sulla nicchia e poi infatti le nostre bottiglie di olio quando vengono aperte tutti ci fanno i complimenti, dicono caspita, fantastica, dei profumi eccezionali, ma così come tutti quanti gli oli sardi, attenzione, non sono solamente io bravo, ce ne sono tanti e ogni, diciamo, parte della nostra isola ha le sue peculiarità, quindi ci sono delle note positive e delle note, diciamo, meno positive di questa. E oggi qual è la cultivar migliore? Non c'è una cultivar migliore. Noi in Sardegna, per la maggiore, l'elenco per importanza di produzione. Abbiamo la Bosana, che viene conosciuta anche in Italia, la troviamo anche in Italia, con il nome di Peranzana. La troviamo nella zona della Puglia. È una cultivar che è stata sicuramente portata intorno al 500, diciamo, dei frati all'interno della nostra isola. E questa qui è praticamente la troviamo per la maggiore nella parte del Sassarese, un po' dell'Oristanese e anche, diciamo, nel sud della Sardegna, è un po' sparsa dappertutto. Poi come importanza, diciamo, di produzione abbiamo la nera di Villacidro o nera di Oliena, è la stessa varietà. Nera di Villacidro, nera di Oliena, parliamo della stessa varietà e ancora un'altra volta questa varietà la ritroviamo nell'isola con un altro toponimo che si chiama Ittrana, la troviamo nel Lazio. Quindi vedete che poi abbiamo, sì, è vero che dicono sono 630 cultivar che ci sono all'interno della nostra splendida Italia, però in realtà poi si riducono a 250-300 perché molte varietà hanno lo stesso nome. E poi continuando troviamo la Semidana, che anche questa, diciamo, ha delle sue peculiarità, per la maggiore la troviamo nell'Oristanese e poi più rara, sparsa lungo tutto quanto la nostra isola. Poi ancora viene la tonda di Cagliari, la nera di Gonnos e per ultima la pizza Garroga. Diciamo che la pizza Garroga e la nera di Villacidro o Gliastrina o nera di Oliena sono le varietà che per antonomasia possiamo definire autoctone sarde, anche perché, lo dico con orgoglio, perché qua troviamo in Sardegna piante che molto longevi di circa 2000 anni. Quindi se io vado, diciamo, in una zona del Lazio, una zona dove c'è l'Ittrana, non trovo piante di 2000 anni, le trovo di 200 anni, di 150, quindi con orgoglio poi dicono ma c'è stata la gelata da noi. Non è proprio così, cioè proprio l'Ittrana e la nera di Villacidro derivano da qua, come la pizza Garroga. Mentre, diciamo, la nera di Gonnos, anch'essa è stata, o tonda di Cagliari, è stata portata e viene trovata, diciamo, nella Sicilia o nella Puglia come nocellara messinese. Allora, come fu questo? Purtroppo un corso di Olio Evo dura circa 40 ore, quindi qua possiamo darvi delle nozioni all'assaggio. È difficile imparare così su due piedi con 4 oli insomma, assaggiare. Quindi sono 40 ore più 20 sedute, altri 20 giorni dove tu assaggi minimo 6 oli, quindi il percorso è abbastanza lungo per diventare assaggiatore ufficiale dell'olio. Ci sono le due categorie, abbiamo l'assaggiatore che viene chiamato panel e infatti viene fatto il panel test,
che è l'unico, diciamo, organo riconosciuto dal Ministero. Infatti c'è un albo come i dottori agronomi, come gli ingegneri, un albo dove ci sono degli assaggiatori esperti riconosciuti che si allenano, cioè che assaggiano di continuo costantemente lungo tutto l'anno. Altrimenti se tu non assaggi e non sei allenato, non sei attendibile, praticamente non ti viene più riconosciuto il titolo. E quindi il panel praticamente è la figura che insieme diciamo, alla sala, quindi al capo panel, va a dichiarare se un olio è extravergine o non è extravergine. Infatti finché un olio sia un olio extravergine d'oliva deve avere alcuni parametri chimici da rispettare, non sto a indicarveli. Vi dico brevemente, c'è l'acidità, poi i perossidi, i K, poi i polifenoli e l'acidità. Molti dicono subito l'acidità, questo olio è acido, questo olio non è acido. Poi vediamo cos'è il concetto di acidità, che è molto lontano da quello che praticamente viene definito nell'olio. E poi abbiamo l'altro parametro, un olio per essere, diciamo, extravergine d'oliva, essere classificato in questa maniera, deve superare il panel test, cioè deve avere una mediana che tutti quanti sia praticamente superiore alla sufficienza, quindi 6. E non deve essere praticamente priva di difetti. Che difetti ci possono essere? Negli oli extravergini d'oliva ce ne sono tanti. Purtroppo do una bastonata anche a molti amici ristoratori. Purtroppo molte volte noi non abbiamo timore a spendere 20 euro una bottiglia di vino, più o meno siamo sui 18-20 euro su un tavolo, è difficile che scenda sotto i 15 euro al ristorante una bottiglia da 75, no? Da 75 ml che ci dura a volte molto poco, perché se abbiamo 7, quella lì mezz'ora è finita. No? Quindi abbiamo speso 18-20 euro. Però abbiamo difficoltà a spendere 15-20 euro per comprare un litro di olio extravergine d'oliva buono. Mediamente adesso il prezzo siamo intorno ai 15 euro. Diciamo in latta sfuso, però imbottigliato un buon olio deve avere almeno una ventina di euro al litro, quindi abbiamo difficoltà a pagarlo. Ma quanto ci dura questa bottiglia di olio? Quanti tavoli faccio con un mezzo litro? Tanti. Invece una bottiglia di vino ne faccio forse 2 persone, una bottiglia di olio riesco a fare 20-30 tavoli, vedete? Ho messo un bicchierino a tutti di olio, praticamente non esce su di livello, quella bottiglia è un mezzo litro. Quindi significa che ne basta poco ma buono. Quindi questo è, diciamo, una tiratina di orecchia, perché molte volte troviamo nelle tavole degli oli comunitari. Io leggo molte volte l'etichetta o degli oli vecchi. Impariamo a leggere l'etichetta. È importante, quando io prendo un'etichetta, no? Soprattutto i ristoratori, leggere praticamente la campagna di raccolta, no? Che molte volte deve essere quella dell'anno in corso, 2024, perché delle volte c'è qualcuno che fa il furbetto, non mette la campagna di raccolta, l'olio per la sua shelf life è 18 mesi, ma magari un olio di vecchio di 2 anni, 3 anni, che va bene se conservato bene, no? Quindi queste sono delle piccole pillole, poi ci ritorniamo. Come assaggiare un olio? Innanzitutto abbiamo dei difetti, no? Cosa sono i difetti? Sono dei flavor, cioè dei sentori che praticamente io molte volte li chiamo come odori, che possono essere di diversi tipi, possono essere riscaldo morchia, e il riscaldo si ha praticamente l'odore della morchia delle olive, no? Quindi molte volte, non so se qualcuno aveva mai comprato olio messo nello ziro, ne avete mai prese olio in casa con lo ziro da 30, dove devo fare il fondo, è capitato. Ecco, quel fondo, quell'odore che è la feccia, è praticamente è l'odore della morchia, che è un difetto, vuol dire che c'è stata un'ossidazione dell'olio e quindi ha avuto un pochettino di problemi, ma molte volte può avere un leggero difetto di 1 o 2, non è detto che sia anche extravergine, può avere un leggero difetto, un'ossidazione, ma molti oli hanno praticamente un difetto, ma non per questo non sono Evo, quindi perché magari non conservano il loro fruttato, ma sono degli oli meno importanti. Ad esempio, una varietà come la Pizzeria Aurora, una varietà sarda,
è difficile che sia una verità da concorso, non riesce a vincere un concorso, ma non significa che è un cattivo olio, no? Anche quello è un buon olio. La stessa la tonda di Cagliari e la nera di Gonnos sono ottimi oli, sono oli leggermente più delicati, ad esempio poi lì il sommelier dell'olio che abbina i piatti o praticamente gli chef che scelgono in base a quello che stanno cucinando se vogliono esaltare oppure rendere più delicato il piatto, scelgono il tipo di olio. Quindi quello magari dura di meno per un concorso, ma non significa che non è un olio extravergine d'oliva, lo è. Quindi ha queste fasi. Quindi stavo dicendo, abbiamo il riscaldo morchia, poi abbiamo anche l'avinato nacetitto. L'avinato cos'è? Sa di vino. Tu senti l'olio e sa di vino, no? Anche il rancido, un'altra fase, che uno dice il rancido c'è l'acidità. No, il rancido e l'avinato si distinguono molto facilmente, perché il rancido ricorda la nocciolina tostata. Ma non significa se c'è un rancido va da una scala da 1 a 10. Se c'è un leggero rancido, un'ossidazione, ad esempio io sono più allenato, sento il difetto maggiormente rispetto ad altri, no? Quindi sono più attento a questa fase. Mentre magari una persona che non è nata non lo può sentire questa ossidazione, questo invecchiamento dell'olio. Quindi sono tutte quante queste fasi che vedono protagonisti, diciamo, l'assaggio. Come viene assaggiato un olio? L'olio viene assaggiato in 2 fasi. Abbiamo la fase olfattiva e quindi io assaggio, cioè io sento i suoi sentori. Quindi innanzitutto posso andare a vedere se sento l'odore della nocciolina tostata, se sento l'odore del vino o addirittura dell'aceto, oppure se sento praticamente l'odore della morchia e quindi là già vedo se ho questi flavor negativi o flavor positivi. I flavor positivi possono essere di diverso tipo, quello in base alla cultivar. Ci sono delle cultivar che hanno più profumi e cultivar che ne hanno di meno. Ad esempio la Bosana ha meno profumi. Il sentore della Bosana tipico cardo carciofo, stop. È molto una leggera mandorla, ma è molto limitato come flavor. La nera di Villacidro forse è quella che ha più sentori, più profumi, è molto complessa, o nera di Oliena. Questa va dal pomodoro al cardo carciofo, alla mandorla, alla mela, questi sono diciamo i più pronunciati, ma poi si sente l'erbaccio, la finagione, insomma poi diventa anche la fantasia di chi assaggia o chi sente gli odori, ricordarsi a volte sa anche di liquirizia, quindi il panel si apre, diventa più complesso. Poi abbiamo la tonda di Cagliari e praticamente la nera di Gonnos, anche queste hanno dei buoni sentori come ad esempio l'erbaccio, il cardo carciofo, leggermente il pomodoro, è meno complesso della nera di Villacidro, per poi passare alla semidana che questo qui diciamo è tra gli oli diciamo un pochettino più basso come sentori. Però attenzione, la semidana piace molto a molti chef perché praticamente diciamo non sovrasta alcuni piatti. Io magari sono più per il strong, alcuni praticamente sono più per il light. Poi questo dipende da chi affronta i piatti, da chi li fa, o anche dei gusti vostri che volete diciamo esaltare o meno un piatto. L'importante è che questi oli sono tutti eccezionali. Poi spetta diciamo allo chef esaltarli e molte volte è importante rilanciare il concetto di carta degli oli. E io la carta degli oli quando insomma la fanno dico mettete 2 oli massimo, carta degli oli puoi averne 10, falli girare. Magari fai 2 mesi queste 2 varietà o queste due aziende, poi altri 2 mesi queste altre due aziende e praticamente così dai spazio anche diciamo ai piatti di sposarsi meglio. Ma perché? Perché quando noi apriamo una bottiglia di olio, se io apro una bottiglia per tavolo ho 15 tavoli, ho 15 bottiglie aperte. Io ad esempio per nostra esigenza, cioè per nostra scelta politica non facciamo le bottiglie da litro, non facciamo le bottiglie da 7,50, facciamo una bottiglia da 100, 250 e 500 per preservare il prodotto in maniera che praticamente si vada a ossidare il meno possibile e questo è importante.
Quindi, come stavo dicendo, ritornando all'assaggio, quindi è importante la fase olfattiva, dove io vado a sentire i senturi. Abbiamo parlato di senturi del flavor negativi e del flavor positivi leggermente, poi man mano che li sentiamo li assaggiamo. Poi abbiamo la fase gustativa. Molte volte io quando sono raffreddato non sono bravo col naso, no? Allora assaggio di bocca, perché anche in bocca si possono esprimere diciamo, i gusti dell'olio. È importante quando praticamente si assaggia fare quello che viene chiamato strippaggio. Io lo metto in bocca e faccio... Questo dopo dovete imparare a farlo tutti. Proviamo, così ci alleniamo, aspiriamo. Questo. E prima, quando lo metto in bocca, lo distribuisco lungo tutta la lingua, perché la lingua, come sappiamo, sono delle parti che sente il dolce, delle parti davanti, delle parti che sente dietro, diciamo, sente il salato, e nella parte, diciamo, retrale sente l'amaro. Quindi è importante che noi andiamo a spargere tutto l'olio lungo tutta la lingua, in maniera che possiamo sentire praticamente i gusti dell'olio. Ok? Dimmi. Posso chiedere di venire a sederti per fare la degustazione? Sì. Allora, prendiamo adesso il numero 1. Non lo stappiamo. Sì. Allora, qua vedete che vi dico anche questo, che praticamente per quanto riguarda l'olio, il colore non si guarda, tant'è che noi assaggiamo con questi praticamente bicchieri blu cobalto, perché il colore dell'olio non si deve vedere. Perché non si deve vedere? Ci sono degli oli che sono a pasta gialla e degli oli a pasta verde. Per quanto riguarda la Bosana, ad esempio, a pasta gialla, quindi magari vediamo che un olio è giallo, magari la nera di Villacidro a pasta verde, ma non significa che la nera di Villacidro sia meglio della Bosana o viceversa. Quindi proprio per non essere influenzati dal colore viene messo un bicchierino blu cobalto e viene messo su questo diciamo scaldino. Perché questo scaldino? Perché l'olio viene portato a temperatura di circa 28-30 gradi centigradi, in modo da poter esaltare il flavor sia negativi sia positivi. Quindi è più facile all'assaggiatore riconoscere questi sentori. Allora, quindi facciamo questo. Per prendere il primo olio, guardate a me, poi lo facciamo assieme. Lo scaldiamo leggermente, ok? Lo scaldiamo, no, lasciamo il tappino. Giriamo praticamente con la mano in questa maniera, lo teniamo in mano e aspettiamo qualche secondo, lo scaldiamo, lo portiamo a temperatura. Quindi ci rilassiamo. È importante poi quando si fanno gli assaggi dell'olio non mettere i profumi. No, io sono passato dei profumi importanti e siccome poi magari l'assaggio può essere sfalsato, è importante quando si assaggia, noi quando siamo in sede di assaggio, assolutamente nessuno deve fumare o mettere dei profumi, perché può sfalsare, diciamo, l'assaggio. Ok, adesso stappiamo leggermente il tappino e annusiamo leggermente. Non pensiamo a niente. Adesso praticamente non teniamo troppo il naso sopra il bicchiere perché può saturare i senturi. Quindi adesso riproviamo a sentire pochi secondi e poi stacchiamo. Sentite qualcosa? Profumo di olio, quindi c'ha un erbaccio, però adesso poi lo descriviamo dopo. Adesso vediamo in bocca. Adesso quindi ci siamo fatti un'idea in bocca, cioè un'idea all'olfatto, vediamo al gusto. Lo mettiamo in bocca e facciamo lo strippaggio. Ok?
Come vi sembra l'olio? L'olio è un olio sicuramente extravergine d'oliva. Questo è un olio extravergine d'oliva. Io come panel praticamente sono critico, magari ha avuto un po' di problematiche per la siccità e magari non ha espresso le sue migliori doti, quindi leggermente un pochettino stressato, però sicuramente è un olio extravergine d'oliva che magari forse per l'andamento climatico sicuramente e anche magari per la scarsa produzione magari non dà il massimo di se stesso, ecco, ok? Dimmi. Beh, di vernice è grave. Allora, abbiamo i sentori di muffa, abbiamo i sentori di muffa. La muffa sì, qua c'è un pochettino di ossidazione, c'è, però magari nella criticità riconosciamo che è un olio extravergine d'oliva. Un pochettino di ossidazione c'è, non è che si sente un pochettino di ossidazione. Poi vediamo un po' man mano come si fa le differenze. No, adesso bevete leggermente un pochettino di acqua perché poi li assaggiamo in sequenza e poi li commentiamo, ok? Ah, ok. Perfetto. Sto seduto allora, va bene. No, ci sono i crackers. Ok, allora ci sono i crackers, io preferisco che non si mangino. E neanche, molte volte anche nel pane la mela. Poi, sì, perché a volte è salato ha dei sapori che anche l'olio io lo faccio assaggiare tal quale, né con i pani né con i crackers, no? Molte volte chiedono, alcuni panel mettono la mela verde per pulire un po' il palato, io preferisco l'acqua. Sì, uno pulisce un attimino il palato con l'acqua, poi qualcuno ha bisogno di un gressino, lo mangia, non è un problema. Ok, adesso ci siamo un attimino riposati, proviamo a assaggiare il numero 2, cercate il numero 2. Scaldiamo qualche secondo. Adesso praticamente all'olfatto, sentitelo. Che sensazioni avete? Qualcun altro? È più delicato del primo. Poi qualcun altro? Carciofo? Qualcun altro? Rimaniamo così. Dopo praticamente li riprendiamo. Ok? Li lasciamo un attimino così in stand-by, così abbiamo un parametro più ampio. Adesso sciacquiamo un attimino la bocca con un po' d'acqua, bevete un po' d'acqua. Vi rilassate un attimino e prendiamo... Non l'avete assaggiato il numero 2? Ah sì, no, gustatelo, mettetelo in bocca, scusate. Sono andato avanti io. Mettetelo in bocca, strippaggio, voglio sentire lo strippaggio. Com'è adesso? All'olfatto, al gusto? Carciofo? Del 2?
lega la bocca. Dai, poi adesso sono tutte quante cose, io sto memorizzando e poi le riprendiamo, così facciamo una scaletta. Diciamo che vi dico questo, nel senso, è un extravergine anche questo, ha avuto lo stesso qualche problematica dovuta al clima, un po' come il primo, però è un olio extravergine d'oliva e ha le sue peculiarità. Ok, adesso bevete un pochettino d'acqua in modo da poter lavare la bocca. E proviamo a scaldare il terzo. Solo due? No, cos'hai assaggiato? Il 3 e il 4? No. Allora, quindi prendete il numero 3, però ce l'hai sfalsati, perché adesso su quelli sono il numero 1 e il numero 2, mi sembra, sì. Allora, prendiamo il numero 3 e lo sentiamo all'olfatto. No, all'olfatto, al naso. Pomodoro. Poi? Poi? Carciofo, senz'altro, pomodoro, carciofo, mandorla. Vi sembra un olio fresco appena fatto? Questo è appena macinato. Siete sicuri appena macinato? Allora, adesso l'avete messo tutti quanti in bocca? Avete fatto un bel strippaggio con questo? Perfetto. Adesso bevete un po' d'acqua, poi ci ritorniamo su questo, lo commentiamo. Bevete un po' d'acqua, rilassate la bocca, l'ho fatto. Ci siamo? Allora, all'olfatto, il 4. Proviamo all'olfatto il 4. Questo vi sembra più intenso o meno intenso dei precedenti? All'olfatto, solo al naso. Più intenso. Ok, e già, che sentori sentite su questo? È più erbaceo dell'altro, però qua c'è molta complessità. In bocca com'è? L'avete messo in bocca? Dai, provatelo a gustare, strippaggio. Qua ci sono una botta di polifenoli. Qua siamo intorno ai 700 di polifenoli. Sì, brucia nella gola. Allora, adesso facciamo un giochino. Bevete un po' d'acqua di nuovo. Beviamo un po' d'acqua e facciamo questo. Così mi vedete un pochino tutti. Ci tappiamo il naso. Sì, ecco. Ok? Ci tappiamo il naso
mettiamo il numero 4 in bocca, faccio lo strippaggio e stappo il naso. Stappate il naso, esplosione di gusto. Vedete come l'ossigeno è importante. Allora, questo tossire vuol dire che adesso ho voluto fare esaltare un olio, no? È un giochino che faccio nei panel quando noi non riusciamo a sentire. Qua sentiamo molto l'amaro, sentiamo molto il piccante, abbiamo un po' di astringenza in bocca. È chiaro che questo qui è preso tal quale, no? Ma qua siamo intorno ai 720 di polifenoli. Qua abbiamo l'oloprina che è molto importante e questo, diciamo, è un livello abbastanza alto. Molti chef stellati e amici lo sposano con alcuni tipi di pane, e poi alcuni tipi di crudo. Qua ti esalta molto il prodotto. No, la corattina è molto più amara. Sì, la corattina fatta bene è molto amara. Questo è un olio molto complesso. Il numero 3 è un olio vecchio, sempre prodotto da noi, ma un olio vecchio, che sembra appena affranto. Ecco che lì, quando le olive sono sane, quando le condizioni pedo-ecoclimatiche sono favorevoli e si hanno tante note positive, quando si è bravi in campo e anche in frantoio, escono degli oli che, nonostante siano annata 2023, poi da qui lo potete vedere anche dal colore la differenza, annata 2023, vedete la differenza che c'è, che sembra appena affranto. E vi dico l'acidità di quest'olio dell'anno scorso, 0,08, il massimo è 0,8, questo ha 0,08, e per ossidi ancora tutt'oggi a 4, il massimo deve averne 20. Qua siamo praticamente a 2 di perossidi, cioè stiamo parlando di oli molto importanti. Oli, diciamo, questi sono oli da concorso particolari, hanno poi un aspetto, diciamo, di sentori molto importante, dal pomodoro, dalla mandorla, dal carciofo. Molte volte il 4 può dar fastidio bevuto così, no? Può dar fastidio. Questo sarebbe bello dopo farvelo degustare con dei piatti o con del pane. Ecco che lì cambia tutta l'armonia, o con un crudo, o con del prosciutto, in un passato di verdura che praticamente ti esalta le verdure, nella carne. Questo chiaramente è un olio da dare a crudo, sicuramente. Comunque vi dico anche questo, che è molto importante, gli oli Evo, utilizzarli anche in cottura. Perché questo? Perché hanno il punto di fumo più elevato di tutti quanti gli altri oli, no? Quindi significa che fanno meno male rispetto agli altri. Che altro dirvi? Chiediamo se hanno delle domande. Sì. Se hanno delle domande, io passo tra il pubblico. Tra l'altro abbiamo diversi chef, ristoratrici e ristoratori qua. Quindi... Allora, il 2 diciamo, è un olio, diciamo, più stanco, lo definirei stanco, con qualche difetto ce l'ha da stress dovuto specularmente al primo, sempre anche l'1, quindi ha avuto un pochettino di problematiche dal punto di vista climatico, eccetera. Poi molte volte, vi dico anche questo, quando si hanno poche olive in frantoio è difficile che si faccia un grande olio. Quando si hanno tante olive si riesce, diciamo, a lavorare meglio. Difficile poi magari quando si lavora un giorno sì, uno no, eccetera, quindi magari quest'olio ha avuto un insieme di problematiche. È sicuramente un olio extravergine d'oliva, però giustamente, come faceva notare il signore, qualche stress l'ha avuto, chiaro. Prego.
Qualche curiosità? Abbiamo anche il giornalista Enrico Gabbiano della Nuova Sardegna. Sì. Ma è soddisfatto così? E sta. Allora, è una materia molto complessa che io, per dirvi, io l'ho avvicinata così per scherzo. Io ho specializzato nel settore dei vini, seguivo tante cantine, poi un laboratorio di analisi chimica e facevo tutt'altro. Mia moglie aveva un piccolo olivetto, ho assaggiato l'olio, a me piace l'insalata, ho detto, ma proviamo a migliorarlo, ho fatto diverse modifiche, ho approfondito il discorso, pur essendo un dottore agronomo, ma la materia è molto complessa e ti devi sempre aggiornare, tant'è che io faccio sì tanti corsi di degustazione agli altri, tanti corsi mi chiamano un po' dappertutto, in diverse università, collaboro anche col Politecnico di Torino, l'Università di Sassari di Agraria, eccetera, eccetera, però ti devi sempre confrontare con tanta umiltà, capire dove si può ancora migliorare o se c'è necessità ancora di estremizzare di più diciamo, un olio o meno, oppure spingerlo su altri settori. Oggi diciamo che noi siamo tanto bravi a fare degli oli eccezionali. Questi mercati giapponesi sono più bravi di noi. Noi ci definiamo assaggiatori di olio, ma praticamente nei ristoranti è difficile che uno riconosca un olio difettato da uno non difettato, no? È difficile. Mentre i giapponesi sono molto attenti diciamo, all'olio buono da quello cattivo, sono specializzati in Danimarca, in Germania, tutti ormai fanno uno strippaggio e sanno distinguere un olio difettato da un olio non difettato. E quindi il mercato sì, richiede prodotti di alta qualità, ma prodotti diciamo di eccellenza, e questi si vendono. Queste bottiglie da mezzo litro vengono vendute molto bene. Oggi mediamente sono 15 euro, io lo vendo molto, molto di più di 15 euro al litro. Riusciamo diciamo, a lavorare sul venduto e quindi questo è importante. Allora, io ho una domanda per Giulia, Sì, dal pubblico. E mi sembra una bella questione a cui saprai rispondere benissimo. Cioè, abbiamo parlato di produzioni, come leghiamo le produzioni al turismo, quindi turismo dell'olio. Cosa stai facendo, come ti muovi tu, poi anche Nicola ovviamente. Allora, noi abbiamo intanto la fortuna di essere sul mare, quindi è una struttura di passaggio. A Cardedu, A giusto? Cardedu, Ok. siamo proprio sulla marina di Gairo. Noi da 3 anni abbiamo deciso, proprio perché il clima stava dando seri problemi, considerate che in 20 anni che abbiamo l'oleificio, questo è il primo anno che l'impianto è stato completamente fermo, completamente, non c'è un'oliva in tutto il bacino Ogliastra. Quindi sì, la siccità a noi ha completamente devastato, 3 anni che non piove, 40 gradi di continuo, i pozzi completamente collassati, quindi quei difetti che voi sentite è l'autenticità del territorio. Cioè, se io oggi avessi portato un olio come questi di Nicola non sarebbe stato credibile, quindi parliamoci chiaro. È lì che abbiamo deciso di aprire le porte ai turisti, perché poi abbiamo la fortuna di essere sullo scorrimento veloce, quindi la struttura si vede bene. Piano piano abbiamo, grazie anche alle città dell'olio, la professoressa Roberta Garibaldi, una serie di corsi come guide oleoturistiche, abbiamo iniziato ad avere una serie di competenze territoriali che ci hanno portato negli anni a far arrivare il turista dentro l'azienda. Il turista cosa cerca oggi? Cerca, per un turista tedesco questo olio è buonissimo, è disposto a pagarlo qualsiasi cifra, perché? Perché vede la produzione, vede l'impianto di estrazione alfa-laval, vede l'acciaio, vede la pulizia, vede il quadro con la sala degustazione, la storia della nostra azienda, che io sono la 3ª generazione, quindi compra anche con l'occhio, un tavolo in ginepro bellissimo per farli sedere, per accoglierli. Poi cosa fa il turista? Arriva con le bike elettriche, vuole fare il giro negli ulivi secolari e poi le piace molto la familiarità. Cioè il fatto di stare con noi siamo degli imprenditori agricoli, quindi ci trovano nei vigneti, la mattina ci possono trovare tagliando
diciamo, le chiome della vigna, quindi ci trova in tenuta agricola, anzi quest'anno mi ha trovato anche scalza per il caldo che c'era, quindi cerca proprio l'autenticità della nostra L'autenticità, la famiglia, familiarità. questo, Il e calore. poi soprattutto gli abbinamenti con i prodotti del territorio a chilometro zero, tipo il gelato all'olio, piace moltissimo, piace molto anche i cocktail all'olio, mi piacciono tutti Come questi. Donne dell'Olio, tra l'altro, avete proprio un progetto Sì, sui sulla cocktail. mixology, Esatto. sì, soprattutto al Vinitaly. Abbiamo fatto una serie di iniziative importanti con le Lady Chef, perché abbiamo l'accordo con le Lady Chef. Poi anche con i grandi lievitati si possono fare Sì. grandi cose. Vedo panettoni, Eh, il tuo collega Andrea Perini fa i panettoni all'olio, c'è un bel abbinamento col anche prodotto lui olio. ne fa uno con l'olio Evo. Poi magari vi fate una chiacchiera. Sì. Anche tu fai turismo dell'olio, vero? Sì, anche noi facciamo turismo dell'olio, noi abbiamo fatto la struttura praticamente ex novo, siamo in fase di costruzione di la chiesa della Cappella dell'Olio, la Madonna dell'Olio, dove praticamente con questa noi siamo abbastanza devoti, però attira il turista vuole vedere. Abbiamo una sala di degustazione ufficiale e poi anche una sala convegni di 50 posti a sedere. Poi praticamente adesso ci hanno finanziato delle camere da letto perché il turista vuole dormire da noi, hanno finanziato anche una piscina e quindi noi abbiamo pensato a una piscina per i nostri ospiti in maniera che loro possono, e praticamente loro possono immergersi in mezzo alla natura, in mezzo agli alberi d'olivo e quindi respirare quest'aria. Ma poi non solo, da noi vengono i giapponesi, già hanno fatto i primi pranzi e io ancora non sono partito, e praticamente fanno un turismo esperienziale, cioè, cioè loro vengono, mi pagano per lavorare. Io gli do il pettine, vengono, sì, pagano, ma vi dico io per un'oretta che li ho ottenuti ho fatto pagare 50 euro, loro sono contenti di pettinare le olive, quindi risparmiamo anche manodopera, ma questo io l'ho buttata. Questa è stata un'idea che abbiamo avuto 6-7 anni fa, che hanno detto ma tu sei matto. Adesso stanno venendo i turisti che vogliono lavorare in campagna e pagano, non solo, poi li porto in frantoio, gli macino le olive e gli vendo il prodotto che loro hanno lavorato. E chiudi la filiera e questo qui poi gli piace, non solo, loro abbiamo fatto dei barbecue, loro vogliono degustare i prodotti autentici, io per autenticità conosco praticamente i nostri prodotti della terra, noi veniamo dai piedi del Monte Ninas, quindi facciamo degustare il maialetto sardo, e i salumi e la bruschetta, che sì, abbiamo, figuratevi che io ho praticamente un ragazzo che era chef al Fort Village, no? E praticamente veniva a fare la stagione da me. È arrivato il Covid, il Fort Village ha avuto delle problematiche, come tutti purtroppo, e ha detto guarda qua se vuoi rimanere c'è posto. Io l'ho assunto a tempo indeterminato, l'hanno richiamato più volte il Fort Village, lui ha sposato la nostra idea di imprenditoria perché poi sarà anche farà le nostre preparazioni, prepara le bruschette, abbiamo fatto degli eventi, abbiamo accolto praticamente le 500, sono venuti più di 200-500, abbiamo fatto diversi convegni. Purtroppo poi mi chiedono anche i buoni, ma ancora, siccome la struttura non è finita, perché a me piace poi lanciarla quando sarà completamente finita, 3-4 mesi, quando sarà finita anche la chiesetta della Madonna dell'Olio, poi faremo una grande festa a tutti gli olivicoltori e tutti sarete invitati, dove tutti quanti gli anni gli olivicoltori faranno questa festa. Io anche il giorno che abbiamo fatto con praticamente le città dell'olio, frantoi aperti, ho invitato tutti i produttori di Villa Cidro a esporre nella mia azienda e tutti hanno venduto perché non c'è invidia, bisogna praticamente aprire le porte, i cancelli a tutti. Io magari adesso ho una bellissima logistica, è tutta rivestita in pietra,
con travi in castagno, capriate importanti, quindi ci abbiamo messo del nostro, diventa una struttura molto importante e molto bella, e quindi praticamente ho aperto, diciamo, le porte anche agli altri amici, non è un problema. E il giorno che faremo la festa, diciamo, dell'olio, aprirò la porta a livello regionale a tutti gli amici che vorranno esporre per fare una grande festa comune a tutti, anche nel segno della fede. Molte volte sembra così, nascono le idee, ma vi assicuro che c'è un bel business dietro. In Toscana lo fanno, sapete, vado tantissimo in Toscana, ci capito almeno 10-12 volte l'anno, e io assaggio gli altri oli. È capitato di prendere un olio, l'ho assaggiato, ho sentito che era difettoso, ho detto, ho guardato l'etichetta, ma scusi, ma quest'olio è praticamente è scaduto. No, quest'olio non è scaduto, è invecchiato. Esatto. Cioè, detto a me, mi veniva voglia di chiamare i NAS e fargli chiudere il locale, però praticamente loro sanno vendere, sono commercianti, anche dove hanno la problematica di un olio vecchio, un olio scaduto, trovano il punto di forza, è invecchiato, l'olio non invecchia, dura 18 mesi dal momento della produzione o dal confezionamento, io metto 18 mesi dal momento della produzione. Perché ritengo che l'olio deve essere vivo, deve avere le sue sensazioni, deve esprimere praticamente le sue caratteristiche forti. Poi tra l'altro questa non è la sua bottiglia, questa è un'etichetta in braille dove praticamente, come potete vedere, sembrano dei geroglifici, no? Qua cosa si può vedere? Si possono vedere le foglie dell'olivo, quindi sta di erbaceo. Poi sotto abbiamo il fiore del carciofo, la foglia del carciofo, il fiore della mandorla, eccetera, eccetera. E qua ci sono disegnati diversi, diciamo, fiori o sentori che tu puoi sentire al tatto, vedere e sentire all'olfatto dentro il nostro olio. Alfabetum, l'alfabeto dell'olio. Va bene, allora vi ringraziamo veramente tanto di questa masterclass e ringraziamo il nostro